sanità, e un altro sogno d'università, temos la pena nuova città. Allora, saluto a tutti, una condizione appena particolare per fare questa quarta comunicazione nel quadro di 5 che mi sono dato quest'anno nel quadro di un centro culturale universitario. Oggi si tratterà di una sfida politica di lingua corsa, di sicuro, nel quadro di 5 sfide che sono stati ammentati. Rammento qui a sfida democratica, che è stata accostata di a sfida pedagogica, a sfida culturale. Qui sarà piuttosto un accordo tra cittadinanza, di citoyenneté in francese, e politica, lingua e nazione, lingua di un cittadino. E poi ci firmerà l'ultima conferenza nella sfida concettuale, che sarà una forma di sintesi di tutto su parere nanta i sfide che abbiamo dato in 5 stondi di lingua corsa. Ecco, dunque, la sfida cittadina e politica, elementi per una cittadinanza con la lingua corsa, come è che la lingua corsa ha evoluto per diventare oggi una lingua di un cittadino più che una lingua di un privato, di una famiglia o di un paese. E poi ammenteremo di nuovo 3 altri punti al di là di questo aspetto di cittadinanza, 3 altri punti che sono più indicati verso la nazione, o politico. Il primo punto sarà una considerazione, senza gioco di parole, tra Rousseau e la nazione, e poi l'idea di federazione che nascerà di questa considerazione qui. E poi un terzo punto che farà di forza in un altro momento, lingua corsa e nazioni, e concluderemo con la lingua oggetto sociale e politico. Vedete che qui siamo in macro sociolinguistica, che non tocca mica tanto ai locutori, a maniera di portare il linguaggio, ma in un'idea di lingua e di un contesto e di una nazione. Ecco, allora, primi elementi per considerare la cittadinanza legata alla lingua corsa. Un primo punto che sarà i costati e le evoluzioni di una lingua. Di no, in un secondo punto, che tutto non è mica così facile e che poi nasce a misura che noi avanziamo in l'idea di l'identità e di una lingua minorata. C'è di nuovo un pericolo qui di ciò che si chiama il comunitarismo di modo globale, benché questa parola qui sia tracarica di connotazioni negative oggi, e non è mica sempre il caso, in nostra idea. E poi fa appena allora di a minorità, posto che in un modello che diventa con altri, l'idea di diversità, l'idea di costituire un mondo in una mosaica di minorità che costituiscono l'universale, è appena un po' un pilastro di sapienza qui, senza pretendere che a radio la giueu, ma è l'idea che porto da poi un pezzo avanti nella mia ricerca, l'idea di federazione e l'idea di riconoscenza di una diversità che passa per le minorità. Ecco, qualche elementi di constato in un primo tempo, in su punto primo, e dunque diamo la parola qui a un maestro Giacomo Thier, che qualche anno fa ci ha proposto nel quadro dell'università un testo che si
chiamata, che si può ritrovare in archivio EU, langue corse, langue du citoyen. Et ci dice, tant qui envisagé du point de vue culturel, social et éducatif où nous situons notre examen, l'officialisation du corse s'avère indispensable précisément parce que la langue a profondément changé de nature au cours des dernières décennies. Ecco un po' il punto di Barca che va presentato innanzi e che costituisce appena il tema di un proposito d'oggi è che l'ambito culturale corso, l'ambito culturale in giro a lingua corsa ha cambiato, non siamo più in un'area dialettalizzata, paesanizzata, divamida, benché tutto stiamo qui fermi e che un si conta mica di rimetterlo in causa, ma al di là di su paesaggio linguistico qui, ci avvediamo che la lingua, dopo una cinquantina d'anni, si è data una traziera, si è professionalizzata, è entrata in scuola, ma di che a ritrosera di adiclusia è un'andatura che viaggia da più a meno, a passo, ma che è quantunque una realtà e che su questo qui ci vuole a darlo, a farlo, e l'uoto di ufficialità ci mette in condizioni di dire che oggi la lingua corsa, se da un'emica, in suo caso qui riconosciuta, in tutti i casi è in un procedimento di diventare una lingua di cittadino, quant'è un'altra, posto che partiamo da un principio che una lingua, un territorio politico dato, è possibile che tu abbia di più di una lingua da lingua di cittadini. Ecco. Allora, altro costato così, partendo da un filosofo Alain Renaud in Le Monde di gennaio 2015, che dice che la Francia è un paese multiculturale, ma che de jure, di diritto, un'emica, e che su fatto di un riconoscimento su sa realtà può ingenerare conflitti, e ciò che è un po' il caso qui per rapport a ciò che domanda a lingua corsa da riconoscenza. Allora, di sicuro, in dello spirito di Alain Renaud, penso che un'amica in dell'idea forza solo i lingue regionali e minorità di Francia storiche, ma di no i lingue di migranti è un fatto sociale quanto geografico in de uso spirito. Ma i riconoscenzi intellettuali possono affaccare da una parte o dall'altra, e qui per esempio citiamo in 2005, perché nel frattempo Alexandre Adler se n'è andato, disgraziosamente, ma quando è giunto in Corsica, qualche sia come Adler, che non è mica o più regionalisti non era mica o più regionalista dell'intellettuale francese, dice le renfermement des années 80-90 est derrière vous, plus personne sur le continent ne veut, eravamo en 2005, ne veut assimiler la Corse à un département comme un autre, le bilinguisme n'est plus une tare. Dunque, l'idea si vede farci uso cammino in degli intellettuali, in dei corsi, in dei enti di no, benché l'affare non sia mica vinto, ma teniamo quantunque a mettere si 2 o 3 elementi di filo per arrivare a un constato insieme. Allora, non si può mica andare troppo lontano in questi fatti qui. Voglio presentare torna un tavolone che ha presentato ultimamente tra 2 periodi di evoluzione verso una tendenza, una modellizzazione che da più o meno può essere verificata o essere di nuovo presentata come una scelta. Per esempio, quando andiamo da un'identità che si divide a principio e che oggi diventa più prospettiva,
un'identità che prima voleva spiccarsi dall'altri e che oggi forse ha un'idea in diso scelti di integrazione in un insieme di lingue o di paesi o di continenti, che una volta passata la tappa dell'identificazione andiamo giusto appunto nella tappa dell'integrazione in un'area più larga, l'Europa, il Mediterraneo, il mondo, che da difesa passiamo all'iniziativa, che dall'idea di frontiere linguistiche o territorio linguistico giungiamo a considerare di noi qualcosa che mette la lingua corsa in della sua varietezza e in della sua continuità, che barchiamo da semplice salvaguardia della lingua verso forza una società e un'educazione biplurilingue, che ha digluzia circa una funzionalizzazione, che ha legittimità acquista da un senso nuovo in i territori vari che abbiamo ambientato e un mondo, che un apparecchio critico diventi un apparecchio di elaborazione, che un spazio di concessioni diventa un spazio di noi di concepitura, oggi in la traziera che ci faccia bisogno, e che tutti questi vigli che noi giudichiamo avventurato possibili, via via, giusto appunto, diventano facilitati e tanto forza che siamo a questo momento qui. E che passiamo dall'idea di una democrazia culturale che è sempre in onda a un'elaborazione a modellizzazione di una società biplurilingue e da lingua dell'identità, giusto appunto, barchemo per finisce su schema qui, una lingua di cittadinanza che è finalmente altro affare. E tutto questo si può, d'après le nostre ricerche, verificare mica in tutta la società corsa oggi, mica in tutte le ideologie, in tutta la gente, ma in delle esperienze più avanzate e poi teorie e poi politiche più in onda oggi. E infatti se non convinciamo mica che è un fatto di processo che viaggia, in tutti i casi opiniamo noi da una scelta che noi avanziamo in tutte le ipotesi di possibilità. Dunque, d'après i qualche elementi che voglio accostare in su rapporto alla cittadinanza, c'è di noi l'aspetto di pericoli. Un rapporto di lingua e di cittadinanza, io mi interesso in particolare alla scuola, ma si può forza far barcare sa considerazione in altri domini di società, a difesa di un corso può palesare un'epoca di conflitti d'ordini identitari, secondo le idee e le ideologie soprattutto, e di sicuro divendo l'idea che la lingua corsa in scuola, in altro, in una società, è qualcosa che non è mica legato a un'esclusione, legato a un'identità monolitica e che cerca distinguersi l'un pas fuori l'altro, ma piuttosto di riconoscere ai enti in sue potenzialità di integrazione, di modo a fare popolo, fare nazioni, fare società insieme con la trazza che ci dà a democrazia in generale, a repubblica, per avere un modello assai largo e mica solo un modello di repubblica giacobina francese, ma che a scuola non fosse mica un luogo di una messa in comunità, per esempio, o che la lingua non sia mica uno strumento di una messa in comunità,
per escluda, ma l'idea che una lingua può partecipare a una messa in comune e tanto la lingua corsa diventa una lingua cittadina e a di un po' di valori legati a tutto ciò che fa una società democratica, aperta, laica, eccetera, eccetera. Dunque sappiamo che in Corsica, pensando a certi fatti e avvenimenti che ci sono stati, per esempio l'affare a scuola di Brunello, l'affare di un quartiere d'Ajaccio, eccetera, eccetera. C'è un po' di fatti che ci pongono metta in pericolo di petto a ciò che rappresenta la lingua corsa. Abbiamo messo qui in figura l'idea di un accosto di lingua in dea sua variatezza latina, romanica, vedendo che è un strato di scuola di Marilene Menozzi in Sandreschi che accosta giusto appunto la lingua e le potenzialità a parte. Dunque, a questioni è qui a scuola e qui per salvare il corso, lingua minacciata, o allora, giusto appunto, trafranchiamo sa scumissa qui, si gioco qui chi ferma, salvare la lingua e tramandarla è sempre qualcosa di primura, ma ciò che è ancora di più di primura, conto mio, è che il corso può essere una lingua di un cittadino, perché semplicemente in un postulato che noi avanziamo qui, la lingua di un cittadino non è mica unica e può essere, secondo i territori, una lingua o parecchie lingue. Per esempio, l'Europa può avere, si può dare domani, un'epoca di lingue di un cittadino europeo. E in Corsica ci può essere la presenza di una lingua di un cittadino che è il francese, ma accanto al francese ci può essere un'altra lingua di un cittadino. Ma da dire che il comune e la cittadinanza si può riguardare la pluralità linguistica come modello. Dunque, l'idea è a messa in onda in comune di lingue, questo è un modello più plurilingua, per mettersi in alternativa a un modello che è praticato qui da un punto di vista di cittadinanza, che è di lunga andata a messa in piazza di una lingua comune e unica in un modello monolingua di cittadinanza francese. Rammento qui che un modello di cittadinanza francese è che non c'è che una lingua di cittadinanza è il francese, tutte le altre lingue che sono praticate sono di l'ordine di sfera di un privato, allora che il francese è unico in della sfera di un pubblico. E su modello qui, che ricorda il XIX secolo, noi qui lo rimettiamo in causa. Dunque, in un quadro di questi pericoli qui, ammettiamo, come l'ha detto innanzi, qualche incidente critici, ma bon, non è mica listina qui, ma per esempio qui, un fatto che si è passato 3 o 4 anni fa, quando si trattava di fare cantare i cittadini in 5 lingue, fra i quali l'arabo, a questo momento qui c'è stata una minorità di parenti che si sono alzati per andare contro, dicendo che l'arabo non si poteva mica supportare. Allora che finalmente l'arabo, o cabiglio, o la masir possono essere lingue che sono presenti in Corsica e che una lingua un po' mica incarna qualcosa. Una lingua non è che una traccia, un strumento che e l'arabo è una lingua di grandi civilizzazioni che non è mica solo a lingua di Vanattighi, a lingua di l'Islam, e di noi a lingua di migliaia e milioni di persone che sono gente da rispettare. E dunque qui, su rigoso qui, porta in sé
il pericolo di esclusione. Allora qui c'è un saper fare che si è sviluppato in Corsica in delle esperienze più avanzate, quando a scuola, per esempio, Papida è sempre esempio di ciò che conosco bene, di pratiche buoni e valorosi, su questo qui di pluralità. Per esempio, qui in una scuola sempre di Marilyn Menozzi in Sandreschi, un'inchiesta da chi usò discorso e di considerare la realtà di ciò che dà uso pubblico. Per dire che a questa scuola qui, in questa classe qui, Lisa Rega, un po' di cittadini che vengono da vari famiglie che stanno qui in Corsica, e tanto si verifica che l'omogeneità, a immagine della società, non esiste mica, e che un maestro a questo momento qui fa il costato che c'è una potenzialità plurilingua in scuola e che ne va a valutazione a momento dato, e a maestra qui sa da interessare ai lingue materne che sono parlate in dei casi di famiglie che frequentano, che i cittadini frequentano a scuola, e tanto una dava un strumento di riconoscenza e di iuri per la scuola senza considerazione di nazionalità. E dice infine, dunque, sa maestra qui, in la mia scuola ha di arabo, ungherese, portoghese, inglese, e per ciò che è di spagnolo e italiano, mi sbroglio, e il latino e il greco, mi sbroglio di nuovo per regalo. Dunque, c'è una considerazione che va a aiutare in tutto il fondo storico di lingue romaniche, il latino, l'italiano, il greco, e poi di nuovo c'è un'orizzontalità di considerazione di ciò che si passa in realtà in a scuola, e dunque questa considerazione qui è veramente ciò che noi chiamiamo una cittadinanza aperta, integrativa, che faccia uso logo alla lingua corsa, ma di nuovo a tutti gli altri, senza rimettere in causa la lingua larga di un comune francese, che è la lingua francese. Ecco, dunque, primo elemento di conclusione qui, si può fare in un primo tempo, ne abbiamo da parlare giusto dopo, è una diapositiva di transizione come l'avete capita, si può fare l'ora di a minorità qui, che non è mica una minorità di esclusioni o una minorità che gioca a cacciare fuori gente, ma piuttosto di integrare, e la cultura corsa può essere riconosciuta e feconda, a conoscere solo se da un tema mica i margini, i prossimità, i contatti, beh, al contrario, e di un'andatura di cittadinanza. La minorità viene campatoia a lungo andare, perché sa falleia senza uniformità, senza dichiararsi unica. La lascita di Stati-nazioni è un fatto, ci hanno arrivato a una lingua comune che non possiamo, il processo è giunto a Osovini, e a Osovini penso, posto che non c'è mica una persona in Corsica che non parli mica il francese oggi, ma se questo qui si faccia in un spirito che a conosciuto deve finisce un spirito di colonizzazione o d'acculturazione unica, tanto non si può mica accettare, posto che il capitale culturale e il patrimonio immateriale di Corsica non è mica solo il francese. E una volta trapassata questa relazione di egemonia, la minorità propone un modello alternativo grazie alla sua capacità interna a porre la complessità di un mondo e a liare i spazi culturali rispettando la diversità. Ecco dunque, sul primo punto accostato, vi propongo di andare un secondo ben sicuro in lei, e ciò che ha da
fa che s'idea di ciugulezza di nazioni, ciugulezza di un territorio politico, ciugulezza di un popolo, e beh, può essere campato come un valore che tiene una certa grandezza in sé stessa. Dunque, lingue e nazioni minori, partendo dall'esempio di Rousseau. Avete per chi Rousseau, perché l'esempio viene dal XVIII secolo, al di là dell'influenza di Paoli, ad insista di più nell'influenza di Rousseau, e vedrete che Paoli finalmente centri di sicuro, da misura che ha dato l'idea di una nazione chiusa in un concerto di l'Europa al XVIII secolo, ma al di là c'è di nostra idea di Rousseau che può presentare un'utopia proprio interessante in un oscio andà. Allora, l'influenza di Rousseau in seguito, una giumica entra in di particolari di acchiama l'aiuto di Rousseau da Paoli e Buttafuoco al XVIII per far ridattare a a Jean-Jacques Rousseau, a Jean-Jacques Rousseau una Costituzione per la Corsica che sarà pubblicata ben dopo, quasi un secolo dopo, ma che oggi si può consultare normalmente in tutti i buoni biblioteche. Dunque, per chi parla oggi di Rousseau, giusto appunto per la sua contribuzione a riflessioni non all'avvenimento di una nazione corsa al XVIII, e poi e soprattutto Rousseau è quello che, a conto mio, in un'interpretazione di storia, ci rega la possibilità di essere un'isola, di essere chiusi e di essere federati in una pertinenza di un'utopia. Allora, riconoscenza di suo progetto qui, di sicuro c'è sempre, pare appena logici in ciò che è avanzato. L'affare è di sicuro contestato, tutti gli intellettuali storiani non si accordano mica, c'è parecchi scoli per guardare Rousseau, e qui abbiamo una diapositiva che pone appena il contrario di ciò che noi pensiamo, per esempio attraverso a Pier Antonetti, con tutto il rispetto che si può avere, ma dici, il y a toute une imagerie d'Épinal qui est arrivée jusqu'à nous, notamment à partir de Boswell, et traitant du projet de constitution pour la Corse. Il juge ainsi, au cœur des années ardentes du nationalisme corse, Antonetti, il est inapplicable, irréaliste ce projet dont on connaissait l'existence à travers toute l'Europe cultivée. Il eut au moins, avec le livre de Boswell, le mérite de mettre la Corse à la mode. Paoli n'en demandait pas plus. Donc quoi, c'è qui adese di l'idea di una certa pubblicità attraverso una star come Rousseau all'epoca, e che finalmente sul progetto di Costituzione di Corsica non andava mica al di là di su fini qui, di sa riconoscenza qui. E io penso che quantunque c'è assai di più da tiranni, e un riacquisto giusto appunto a un momento dato, dopo che il progetto di Costituzione per la Corsica fosse stato pubblicato bedunanzi, c'è per esempio Castellan e Arrighi che si interessano giusto appunto a ciò che dici e ciò che facci per la Corsica sul progetto di Costituzione. Ecco, ho messo una diapositiva qui che dice, che mostra Gian Maria Righi, uno dei commentatori e dei ripubblicatori di sul progetto di Costituzione per la Corsa, in pieno riacquisto in 1979. Ma ricordo che c'è Monda Corsi, militanti all'epoca, che hanno comprato il libro per avere la curiosità di figurare ciò che dice Rousseau non ha l'idea di una nazione costituita al XVIII secolo.
allora, Castellin e Arrighi danno un commento assai militante e inviato a ripubblicazioni e ha citato qui à Farando Ettore qui ci dice dirons-nous qu'à les relire, nous avons cru entendre à telle ou telle formule une signification encore actuelle. Et Marin Boucui, me l'a dit, come l'intendo qui è sa partecipazione all'idea nazionale corsa di Rousseau. E giusto appunto Castellin e Arrighi mettono l'incalco non da certi parti e per esempio citano qui su strato di un contratto sociale per veda in de Rousseau qualche sia chi pone i basi di un'etnologia politica, vale a dire l'idea di l'esistenza di un popolo già qui al XVIII secolo, sapendo che nel frattempo il popolo corso ha continuato la sua costruzione e che a Petra della Costituzione di Corsica al XVIII secolo è stata quantunque maggiore. E qui vedete che qui considerando i mandi, vale a dire la cultura popolare di suo popolo qui, siamo già in un'idea di nazione, ma che forse sarà da rifinire. E poi Farando Ettore ci si interessa abbastanza in freccia al XX secolo, un po' gunanzi, perché giusto appunto Farando Ettore, intellettuali conosciuto di studi corsi, che è stato un universitario di nomina e assai importante per Corsica, sempre oggi, pur si duce lasciato. E Ettore sostiene in 69 una tesa di Stato non da Jean-Jacques Rousseau, legislatore di Corse, e sapendo quali idee Ettore, possiamo pensare che l'importanza è quantunque maggiore. E dice quantunque in una presentazione di rimessa di premi in 1947, prima di Vaso Tesa e d'avere questa idea qui, songe-t-on à donner au projet de constitution pour la Corse de Jean-Jacques Rousseau la place qui lui revient. L'élève de première, généralement rétif devant la prose compacte du contrat social, suivra au contraire avec un intérêt très vif l'effort du théoricien abstrait de la cité idéale, obligé au plus curieux reniement dès qu'il a abandonné le pays des chimères pour une petite île rocailleuse où vivent des hommes de chair. Dunque, vedete che l'utopia di Rousseau pidano una certa carne con il progetto di Costituzione che Ettore campa l'affare come un trasferimento concreto di idee di Rousseau, politiche di Rousseau, con la partecipazione a suo progetto. Continuiamo appena e dici sempre Ettore, dopo aver fatto la sua tesi e quando scrive in un memorial de Corse, l'esprit du projet de constitution, est aux antipodes de celui de Paoli. Le général, qui est un homme des Lumières, voulait civiliser les Corses pour les rendre semblables aux plus évolués des Européens. Rousseau, au contraire, veut conserver tout ce qui peut l'être dans ce qu'on appellera plus tard l'identité culturelle d'un peuple et pose avec une clairvoyance aiguë un certain nombre des problèmes d'aujourd'hui. Donc, e cita au progetto di Costituzione di Corsica di Rousseau, il s'agit moins de devenir autre que vous n'êtes, mais de savoir vous conserver tel. Allora qui penso che possiamo postulare una certa convergenza, perché non si tratta mica di dire che il progetto di Paoli non è mica compatibile con il progetto di Rousseau, ma a me ciò che mi interessa a momento dato è che l'affare della cultura, un fatto scordato quantunque da Paoli in a nazioni, posto che Paoli fonda a nazioni corsa senza la lingua, diciamo da ulta in suo posto qui, su vatto qui si può
mistia con finalmente l'idea di Paoli e di Rousseau, che a conto mio Rousseau è assai più antivisto da un punto di vista dell'importanza della cultura che Paoli all'epoca, che Idu ha una visione più costituzionale, più di cittadinanza di Stato che Rousseau. Ecco, dunque andiamo più in là per giungere a un fatto di a possibilità di essere un'isola, di guardare appena come a Corsica una mica forza interesse a riprodurre un modello di Stato-nazione di XIX secolo, un modello giacobino centralista, ma piuttosto un modello altro più in l'idea federativa, e tanto qui ci sgagiamo da un progetto di Costituzione di Corsica e ciutiamo in un altro libro di Rousseau di stessa epoca, di sicuro, che sono le considerazioni sur le gouvernement de Pologne e sur sa réformation. E tanto qui ciò che mi interessa è che Rousseau ne giunge a fare l'oda di Utiugo, di ciò che è Tiugo. Gli dimo appena su passaggio, grandeur des nations, étendue des États, première et principale source des malheurs du genre humain et surtout des calamités sans nombre qui minent et détruisent les peuples policés. Presque tous les petits États, républiques et monarchies, indifféremment prospèrent par cela seul qu'ils sont petits, que tous les citoyens s'y connaissent mutuellement, s'entre-regardent, que les chefs peuvent voir eux-mêmes le mal qui se fait, le bien qu'ils ont à faire, et que leurs ordres s'exécutent sous leurs yeux. Dunque c'è veramente qui allora di una prossimità di una nazione che ha interesse a Satiuga e che porta valori in Antaque. È un affare che a me mi interessa assai, in un quadro di un Stato, benché i territori più maggiori possono essere accettati in XXI secolo. Allora, chi dice Rousseau sempre? Commencez par vous resserrer vos limites. A Bologna, ma qualcosa che può essere trasposto à Corsica. Si vous voulez réformer votre gouvernement, peut-être vos voisins songent-ils à vous rendre ce service. Ce serait sans doute un grand mal pour les partis démembrés, mais ce serait un grand bien pour le corps de la nation. Ayez 3 États réunis en un. Je voudrais, s'il était possible, que vous en eussiez autant que de palatinats, formés dans chacun autant d'administrations particulières. Dunque, se noi figliulemo, dici torna, appliquez à vous étendre et perfectionner appliquez-vous à étendre et perfectionner le système des gouvernements fédératifs, à parole capiata, le seul qui réunisse des avantages des grands et des petits États, et par là le seul qui puisse vous convenir. Ecco dunque ciò che si poveda in un progetto, trasponendo a un progetto di Costituzione per la Corsica, lo spirito federalista di Rousseau, fendo a loda di una mosaica, di una federazione e di una Costituzione di un mondo così che consideria i territori, i popoli più ciughi e fendo allora di a prossimità. E che è ripreso in una tesa che ho figliolato appena e che è una tesa di Antoine Ratzenberger, Rousseau e l'utopie, de l'état insulaire aux cosmotopie, e in dea sua ipotesi, giusto appunto, dici c'est sur cette île textuelle que viennent se concentrer les différentes caractéristiques du modèle utopique ainsi que les différents problèmes qui lui sont inhérents. Le problème du rapport entre la théorie et pratique et le problème des relations de l'île à ceux qui l'entourent. Mais a dit, su sa questione di relazioni interessa assai Ratzenberger in un modello proposto da Rousseau, et dici, à partir de l'exemple corse, peut-être reposer le problème des relations internationales et du droit des peuples dans le cadre de la pensée utopique. Et ce questionnement aboutit à un modèle de la cosmotopie, néologisme par lequel j'ai voulu désigner les utopies macrocosmiques, c'est-à-dire toute réflexion sur l'égalité sociale et le bonheur, qui ne se borne pas aux frontières des États. Dunque, vedremo bene qui che i valori portati da Rousseau si piegano a un modello di nazioni che
una può essere ciuga, due può essere una nazione di cittadini, una nazione plurale e federativa all'interno e federata di noi all'esterno e che riconosce di noi le sue specificità in quanto ai mendi, in una prima vista, ma di noi in quanto alla sua cultura se noi trasponiamo tutto qui. Ecco, ciurgo qui a prima parte di un mio proposito, abbiamo fatto una prima parte di un piano che ha trattato di cittadinanza, la citoyenneté, in giro di sicuro a lingua corsa, e poi una piccola parentesi che mi teneva a cuore era di introdurre l'idea di acciugolezza valorizzata di nazioni, appoggiandomi non l'idea utopista di Rousseau, ma utopista piegata a Corsica al XVIII e trasposta quantunque a l'idea di ciugolezza e di minorità, dunque a ciugolezza dall'idea di minorità. E abbiamo sviluppato questi due punti che apparicono qui in un primo tempo. Dunque, a secondo tempo, che mi permetterà di entrare in particolare di alleia tra lingua corsa e nazioni, che tocca al politico di sicuro, e poi concludere con la lingua da oggetto sociale e di sicuro politico, che è il filo che ci porta oggi. Dunque, primo punto e terzo di a globalità di esposto, a lingua corsa, lingua nazionale, con un punto di interrogazione. E il primo elemento che mi da gustare è un elemento che ricorda, l'abbiamo mezzo che ammintato innanzi parlando di Rousseau, ma il fatto si sta che è un elemento maggiore, è che a lingua corsa in degli aspetti costituzionali del XVIII secolo non è mica una lingua nazionale. Dunque, d'altronde, gli attributi di Stato-nazione del XIX secolo, come a bandiera, l'inno o a lingua, che sono attributi di nazioni, partendo dall'idea francese dopo la rivoluzione, infatti Paoli giungi Nancy e s'attributi qui un somica essenziali in dell'idea di nazione. E per questo che faremo un anacronismo se noi appieghessimo s'attributi qui di nazione a un momento di Paoli, allora che a nazione è spudiga costituzionali all'epoca e che Pasquale Paoli un si imbarazza mica con queste idee qui di assai simboliche a certi lati, ma a lingua di Corsica, in Corsica all'epoca è un corso dialettalizzato nei paesi che è capace di parlare Paoli a sua versura marosalinca. E poi a lingua di un comune è giusto appunto qualcosa di mezzo tra il toscano di l'Adia italica di l'epoca e tutta sadia dialettale che permette una certa circolazione. Poi a lingua degli intellettuali all'epoca non ci scordiamo mica che è il latino. Il latino d'altronde che è la lingua principale dell'Università di Corsica, di Corti, in 1765. Dunque, a cacciata di Giacomo Thiers in dei papier d'identità, a rammento qui e in un modo appena ridicolo dici, ma o Pasqua, parlando di Paoli, ma tamanto scordo che t'hai fatto da rigacci una nazione che non ha mica una lingua. E, abbiamo spiegato che l'affare non era mica essenziale all'epoca, posto che a nazioni, a un momento dato, può avere una considerazione in antilingua che non è mica l'idea solo di lingua nazionale. E d'altronde potremmo vedere che in una considerazione che noi pidemmo su dibattito qui portato da Friedrich Strauss,
no, Joseph Hurt, parlando di Friedrich Strauss e Mommsen e Renan Fustel de Coulanges, dibattiti tra lingue e nazioni, potremmo vedere che a principio l'idea di a nazione francese venne a costituire i cittadini e metta in comune i cittadini. E dice giusto appunto Hurt qui che è solo dopo che la nazione fosse stata istituita in a sua forma repubblicana che la Grégoire proposi in 1794 l'unificazione linguistica di Francia, ma non era mica prevista che o fatto di dare una lingua in comune mettesse in onda una nazione etnica. Manca appena, posto che figliuliamo un poco ciò che è incalcato qui. Si la langue est devenue un élément de l'identité nationale, je précise dans les États-nations du 19e siècle et en particulier la France, mais en tout particulier la France, ce fut une conséquence et non pas le fondement de l'appartenance à la nation. C'est encore le primat politique qui explique qu'il y ait en France une politique étatique de la langue très prononcée. Dunque, s'idea di a lingua unica è una conseguenza di una nazione e mica un obiettivo di una nazione. E questo è quantunque importante. Potremmo considerare che l'idea di una lingua unica e comune, infatti, potrebbe essere una sbiata lenta e progressiva dell'idea di nazione francese, posto che, vediamo qui, l'idea di nazione francese è diversa, differente dall'idea alemana. E questo è un fatto abbastanza conosciuto. Al XIX secolo, in dei dibattiti, c'è due concepitori che si oppongono. Per la Francia, lo Stato, l'unità politica, da nascita a nazione che si ioa di a lingua come strumento di unificazione, che si ioa di a lingua, ma mica che l'impone come unica. E per l'Alemagna, a nazioni, o Volk, o popolo, l'etnia, a nazioni, venne innanzi allo Stato, ciò che non è mica lo Stato, il caso di un francese, e ciò che non è mica il caso di una nazione corsa di noi. Dunque, possiamo anticipare dicendo che la nazione corsica, dal principio, dà la possibilità di avere più di una lingua che costituisce la nazione e che il comune non si confonde mica in cui l'unico con il monolinguismo. E che su monolinguismo qui diviso come diviso oggi da Francia, non è mica forza un'idea iniziale in della Costituzione di una nazione. E questo mi pare proprio importante da un punto di vista di sociologia di una nazione, di incalcarla così. Dunque, per il priva di Stato, a Corsica può essere una nazione e questa nazione può essere nutrita da parecchie lingue cittadini. Allora, cerchiamo di avanzare che l'affare sono appena intricciati e Corsica, nazione con una lingua, abbiamo visto che no, posto che la lingua non è mica naturale, è stata costruita da una comunità umana che la trasmette per tradizioni o per istituzioni. Paoli non è mica una riverenza in una lingua nazionale che il corso tanto si confonde con l'italiano e vediamo che l'affare dell'idea di lingua nazionale non nasce mica subito così, per il corso. Vediamo che, per esempio, c'è da volere a considerare un'epoca di tappi per giungere all'idea di lingua e anche una lingua in da nazione, mica a sola. Figliuliamo qui, per esempio, il XVIII, Francesco Taviani Renucci, a dignità letteraria si poteva ottenere bell'estro corso, ma non si tratta di una lingua corsa che ferma da dialetto vernacolo, un dialetto. Cita qui Jean Guy Talamoni in suo blog
Botafogo in 1870, un certo Botafogo qui dit que la Corse était une nation indépendante et libre avec un gouvernement issu de la volonté nationale, des institutions en rapport avec les besoins et les aspirations, le caractère et les mœurs de ses habitants, idea rousseauista, une magistrature intègre et énergique, des lois sages, etc. Ma non ci troviamo mica qui a lingua o i lingui a nazioni si vaci con altre considerazioni e chi sono i caratteri ammentati qui. Infine potremmo anche citare Santo Casanova, che non va mica cercare una lingua, ma che tratta a fin di XIX, principio XX. Tramontana est un journal corse et populaire et par conséquent il doit être entièrement écrit dans le dialecte que parlaient nos valeureux ancêtres. Dunque, a tempo vediamo che l'idea di lingua non è mica radicata da lingua, ma da dialetto, eccetera, eccetera. Ma sappiamo di noi che il corso, scusate, il corso è costituito e circoliglia ad al XVI secolo. Se noi figliulemmo s'epigrafa che noi troviamo a Santa Vittoria del Monte, Sasso, in Perfugas, XV secolo, scusate, 1450, vediamo che c'è un primo scritto qui che apparice in una pietra di Ieja, di Capeda, e che il testo è operaio malo e fora l'eremita, e è riconosciuto che non è mica toscano, non è mica sardo, ma che è in gadureso e che si sa che il gadureso è nato da una circolazione venendo da Corsica. Dunque, l'anteriorità di qualcosa che preesiste è qui e dopo a costruzione si va in funzione dell'idea di ciò che si passa e l'idea di a nazione, fosse da banda di Francia, fosse da banda di Corsa, ma voglio dire qui che l'affare è in un processo di costruzione dell'idea e a tempo, come lo diceva Rousseau, qualcosa si costruisce, si va, si mette in comune in a Corsica e che possiamo ricordare qui, d'après sua Sapetra, che paradossalmente è in Sardegna, possiamo ricordare fino al XV secolo e l'altri tappi i varemmo in quella storia di a lingua, ma che si confonde a momento dato con la storia di un dialetto di sicuro. Dunque, questa costruzione che dice a momento dato in l'idea di legittimazione e di dichiarazione politica. E beh, che il corso a un momento dato non è più italiano, che il corso si parla, si canta di modo tradizionale, ma si legge e si scrive di più in più correndo durante il XIX secolo e giungiamo così a una prima dichiarazione che è qui da a Gispra. A Corsica non è mica un dipartimento francese, è una nazione vinta che rinasce. Benedì che senza dire chi è verità o mica verità, che l'affare si costruisce. E in dell'idea di a lingua, ma con la parola lingua, c'è da volere quantunque per una stabilizzazione, aspettare un riacquisto che tanto dopo un periodo di esitazione tra i due guerre, in de Amouvra e l'anno corso, vediamo che a Corsica, appoggiandosi in tanta storia, si dichiara una lingua e che in 1971 è in de intricciate cambiarini di Marchetti e Geronimi su manuali d'ortografia e d'ortoepia, nous déclarons langue corse l'ensemble des parlers de l'île. Dunque nasce l'idea di lingua qui, ma a tempo nasce l'idea di lingua a sua variatezza. Dunque di lingua polinomica, ciò che nascerà appena più tardi, vi rimando al primo posto e tutto l'apparecchio di legittimazione che riallacciamo qui. Bon, a chiama di Castellare, per esempio,
di 73, appena dopo, il popolo corso lui aussi ha droit alla parola, una parola simbolica, ma una parola di lingua, e poi a lingua corsa, vedete che partendo da su momento qui, di 80, il concetto di lingua non è manca appena rimesso in causa. Tanto dal punto di vista di linguisti, per esempio si può citare Marie-Jo d'Albera Stefanaggi, che dal punto di vista di sociolinguistica nascenti, che Ettori, Thiers, Chiorboli, eccetera, tutti i sociolinguisti che giungeranno all'università dopo, si accordano per riconoscere che il corso non è mica un dialetto, non è mica ancora meno un patois, ma semplicemente una lingua che può diventare di più in più attrezzata, di più in più cittadina, eccetera, eccetera. Dunque, sul processo dichiarativo e di costruzione qui andiamo verso elementi di politica, per esempio, un momento maggiore, quello del 13 ottobre 1988, quando la prima assemblea di Corsica, l'assemblea di Prosper Alfonsi, assemblea nata da un statut particulier della Corse di Mitterrand, che qui venne a affermare l'esistenza di una comunità storica, culturale, viva, che aggruppa i corsi d'origine e i corsi d'adozione, il popolo corso. Dunque, riconoscenza di un popolo e i basi qui sono storiche e culturali, voltiamo bene all'idea di un popolo portata da Rousseau attraverso le mœurs, i mendi, che raggiunge una vista etnografica adia. E in suo proposto vediamo quantunque che l'insegnamento della lingua corsa da materna e a tutti i livelli di scolarità e di università sarà data e attrezzata di mezzi e di considerazioni in una piazza riservata a una lingua che campa in conformità alle raccomandazioni di a risoluzione di un Consiglio dell'Europa non ai lingue minoritarie regionali. Vedete che quantunque l'apparecchio giuridico per la riconoscenza di un corso e di un popolo corso, dunque di una nazione, posto che l'idea di nazione, quindi che nasce, si può piegare qui e che non c'è mica bisogno di Stato per riconoscere a un momento dato l'idea di nazione. Dunque, ecco, su terzo punto accostato qui, tra i parecchi accosti e appoggiandoci l'idea di nazione, di costituzione di una nazione. Dunque, andiamo verso la conclusione qui, con la lingua, oggetto politico e sociale, e si tratta qui di figurare come a lingua a un momento dato, in l'idea di un'esistenza, di una riconoscenza, di una cittadinanza e chi faccia tutto quello l'idea di una nazione, può a un momento dato pretendere a una pianificazione e tanto a di marcia politica diventa costruttivista e di sicuro un'idea di a società. Costruisci a società a tempo che costruisci a lingua, costruisci a società non forza un modello plurilingua e in su modello plurilingua costruisci di nuovo a lingua storica di un popolo corso che è il corso e l'idea qui è di sicuro visitata da concetti abbastanza oggi stabilizzati. Allora, prima idea, ricordiamo a qualche sia chi è stato importante in l'apparecchio di legittimazione, ne ha già parlato in il primo posto, è Kloss, Heinz Kloss, che l'abbiamo accostato da un punto di vista di teoria di l'elaborazione linguistica, qui l'accostiamo nella vista politica di a lingua, è stato il primo a proporre l'idea di a pianificazione linguistica, ciò che si può chiamare di noi l'acconciamento linguistico, les aménagements linguistiques sur un territoire, che spicca in due concetti assai funzionali e pertinenti a conoscere,
qui di language corpus planning e language status planning, dicendo che la pianificazione di un corpus concerna ogni intervenzione in una forma di lingua, la trazzera di scrittura, di grafia, di un lessico, come la lingua si adatta a un mondo moderno, ciò che altri chiama a normalizzazione, normativizzazione, piuttosto a normativizzazione, e a pianificazione di un statuto che è a un altro livello, che è quello di un politico e che è costituzionale, legislativo, regolamentario, che rileva di una legge di riconoscenza. Dice Clos che il corpus planning è affare di linguisti, di specialisti, e che il status planning è affare di politiciani e di enti dell'amministrazione. Ecco, dunque, giungiamo così a una tappa importantissima, che è quella di lo status planning, con un atto storico di 17 di maggio 2013, quando a collettività di Corsica, qui non siamo più nell'assemblea di Corsica di statuto 1981, ma di statuto 1992, Statu Jocs, no, Statu Jocs, Statu Jocs, posto che cambierà dopo in collettività unica in 2017. Dunque siamo in dello Statu Jocs, qui in 2013, sotto a presidenza di Paolo Giacobbi, e tanto c'è su otto qui di ufficialità che ha dato un suo libro famoso di Romano Colonna, e che ci rammenta a Romano che parlare naturale, parlare tale o tale lingua non è mica naturale, la lingua è una costruzione sociale, dunque si costruisce una lingua politicamente e socialmente, e giungiamo dunque a su otto che non è mica riconosciuto oggi da Francia, e aspettiamo forza che la lingua corsa sia riconosciuta come idea, espressione e abrama di corsi da poi una bella decina d'anni di modo ufficiale, questo voto di 2013 e con il passaggio alle responsabilità dei nazionalisti in 2015 e 2017, figliolendo ciò che darà a prossima elezioni in 2021. Ecco, dunque, su sa pianificazione possiamo trovare di noi in lei un rapporto che si chiama Pianificazione per la normalizzazione della lingua corsa e il progresso verso una società bislingua, che è di noi una deliberazione dell'Assemblea di Corsica in 2015, e che su documento qui va verso il status planning, ma soprattutto in un corpus planning e una pianificazione più larga che tende a installare la lingua in a società per fare una lingua di cittadinanza a livello di scuola, a livello di media, eccetera, 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 che tutto qui per organizzare la riuscita di una lingua in un territorio dato politico, c'è bisogno di una puntata politica che senza cui la lingua è condannata a firmare in un primo tempo in dei luoghi i più privati e vincolati della società, di paesi, eccetera, eccetera, e con tanto rispetto a Corsica di stilo qui e a corsitudine che arrega, il problema è che se no non abbiamo mica a puntata politica, c'è assai rischi di dare una puntata mortale alla lingua senza sostenerla al XXI secolo da una trazzera politica. Dunque, da un punto di vista di corpus planning, c'è tutto un lavoro da fare che, se la linguistica ha costruito i atlanti tradizionali, ne abbiamo parlato l'altra volta, ora ciò che ci vuole è a considerare una cartografia nuova, che è la cartografia sociale, che, tutto rispettando la lingua polinomica,
andiamo verso una considerazione e una costruzione di una lingua che si è installata in dei luoghi sociali e professionali, i media, a scuola, l'amministrazione, eccetera, eccetera. Su luogo qui sono corti oggi a parlare, ma parlo in una lingua che è rivendicata mia in de a sua variatezza, è una lingua piuttosto stutanaccia, benché tutti i criteri di uso tanaccio non sono mica rispettati in nome buca, ma un vuol dire. E a tempo sono in un luogo che non rispetto mica a sua dialettale, sono in corti all'università, luogo appena universale e comune. Dunque, vedete qui che l'idea di una cartografia linguistica e atlantica è appena rimessa in causa in dell'idea sociolinguista. Ciò che vuol dire che abbiamo bisogno di nutrire e di riconoscere una lingua che si è sviluppata di modo professionale da poi una cinquantina d'anni e che tanto, per esempio, pas di synthèse, Siri, système, tabagisme, o système métrique, o rendez-vous, garde à vue, tri selectif, hanno bisogno di attrezzare la mia lingua e di dire appena come i giornalisti o gli insegnanti hanno da costruire e arricchire sa lingua corsa nuova che non nasce mica da nulla, ma che si appoggia in un'area più larga con l'Italia, con l'americano, l'inglese, eccetera, con il latino, il greco, tutto ciò che può arrivare a costruzione di una lingua oggi. Dunque, tutto questo ci dà un'area sociale appena evolutiva. Io mi sono giocato in un primo tempo così, ma forse penso che darà una tesa da qui a poco che tratterà di i neolocutori di un corso, ma possiamo identificare qui un campione da enti qui con dienti di media, ho rappresentato qui un cronachista di Corso Matin, Giuliano Mattei, che parla una lingua assai elaborata, adattata ai media, o allora un'emissione come Mediterraneo, che parla una lingua a tempo evoluata, ma di nuovo adattata allo scambio con l'italiano. Poi ho ritrattato qui Preti Peretti, che è un locutore tradizionale tremendo, che ce ne fosse pure centinaia e centinaia di esempi che parlano in un corso tradizionale di questa qualità. E poi ho aumentato di nuovo l'ambio cortinese qui, che non è mica una cittadella, giusto appunto, ma che attraverso le università e i campi di formazione da una lingua incerta, una lingua con studenti che parecchi sono in corso di formazione, in corso di elaborazione, che praticano un corso di transizione che noi speriamo più stabilizzato da qui a qualche anno, ma che sono locutori in dualità che sono in un statuto d'allievi, un statuto di enti in formazione. Ecco dunque l'idea che volevo passare di sa lingua oggi che ha bisogno di acconciamenti, una lingua che ha bisogno di statuto, che ha bisogno di corpus evoluato e che ci darà la lingua di un cittadino di domani. Dunque tutto questo è una puntata politica che ha proprio di senso di una nazione di cittadini, che particolarità di questa nazione e che forza uso comune non sarà mica nutrito da una lingua unica e che forza di noi che questa lingua corsa di sua identità riconosciuta non sarà mica una lingua di esclusione, ma una lingua d'apertura, che sarà ben riconosciuta e installata in della sua area. Dunque, possiamo concludere così con questa diapositiva, polinomia e apertura che nutriscono lo statuto della lingua, una lingua di un cittadino, che non è più una lingua solo di un privato, anche pure sì, un privato ha bisogno di lingue parlate, ma so anche di più che parecchi. L'ideologia dell'identità può avere la sua virtù, ma attenta ai pericoli.
ha trattato qui di allora di minorità, o fatto di portare valori di ciuculezza, di minorità, c'è grandezza a essa giughi, e i valori di un federalismo, viene a dire che a Corsica forza è una nazione culturale che si iscrive in dei parecchi luoghi più maggiori che possono essere l'Europa, la Francia, il Mediterraneo, ma di nuovo il mondo. Dunque qui è qualcosa, un modello in dualità e forza che in degli aspetti di un corpus, in delle pianificazioni, c'è una nuova cartografia sociolinguistica da considerare con i suoi locutori tradizionali, la sua lingua, il suo tesoro antico che ci dà tutto l'abrio, ma che dà di nuovo neolocutori che sono da considerare e da costruire. E tutto questo in un quadro di una normativizzazione, di una trazzera linguistica che a conto mio va un po' troppo adagio, ma che a poco costruisce i suoi tappi. Intanto ci potremmo domandare che pianificazioni ci sarà proposto e che statuto ci sarà dato in un primo tempo e che capacità a darci un corpus troveremo. E così che finisco susposto sapendo che era parziale, che ci sarebbe monda da dire, ma erano quantunque qualche elementi qui e là, qualche idee e un'indiatura che è mia e spartuta, spero, con i pochi qui all'università, che volia proporre sta mezza giornata qui. Vi prego un buon ascolto e una buona sera per quelli che saranno in diretta. Un sogno d'università, in due parole universalità. Un sogno d'università, democi la pena.